Nel tempio di Apollo, sulla terrazza dell'Acropoli di Cuma, si svolgevano cerimonie, inni sacri e canti dedicati al dio della musica, della poesia e delle arti. In un altro situato proprio sotto l'area del tempio stesso, la Sibilla cumana forniva le sue profezie a persone di tutto il mondo antico. Secondo alcune interpretazioni storiche, è molto probabile che durante i riti della Sibilla cumana fossero presenti gas con effetti psicotropi, ovviamente originati dalla natura vulcanica dei Campi Flegrei. Respirati in piccole quantità, forse questi vapori vulcanici potrebbero aver indotto la profetessa in uno stato di allucinazione, trance o comunque alterazione della coscienza, aiutandola a entrare in contatto con le divinità. L'oscurità, l'atmosfera soprannaturale e il ritmo delle celebrazioni del piano superiore facevano il resto. Questa è Radio Liberato.